come un valere a portare avanti oltre la morte i valori della persona cara. Ho un enorme affetto e stima per le persone che consentono il prelievo degli organi, ma ho rispetto anche nei confronti di quelli che lo negano, perché nell'enorme momento di dolore per la perdita del proprio caro non sempre si è obiettivi sul fatto che i suoi organi potrebbero essere ancora utili ad altre persone. Si è talmente assordati dal proprio enorme dolore da non essere in grado di pensare di poter ascoltare quello delle persone in cui la cui vita potrebbe dipendere da un gesto di donazione. Ed è qui che entrano in gioco le grandi potenze che voi in mente dell'AIDO avete, l'informazione e la testimonianza. È fondamentale che le persone siano informate ancora in vita della bellezza, della necessità e del valore del gesto di donare gli organi, in modo che da vivi possano già riflettere sull'argomento. La morte certo fa paura a tutti, ma purtroppo riguarda tutti, e sapere cosa fare nel momento in cui il nostro corpo non ha più valore per noi, ma può essere enormemente per gli altri, è un punto fondamentale. Quindi informare. Ma non basta solo informare, è importante anche come informare. Ed ecco quindi che è fondamentale la vostra testimonianza di iscritti all'AIDO nel trasmettere il perché di questa vostra scelta, i valori di questa vostra scelta, e trasmettere per coloro fra di voi che hanno avuto familiari o amici che hanno dato o ricevuto organi la sofferenza ma anche la speranza e la gioia di questa scelta. Questo è il vostro compito da fare come lo state facendo da sempre, non in modo roboante e chiassoso, ma in modo capillare, silenzioso, costante e convinto nelle vostre comunità, con i vostri amici, familiari e persone che conoscete. Continuate a farlo come lo state facendo soprattutto nelle scuole. I giovani e i ragazzi sono sensibili al tema della donazione, anche se a prima vista potrebbero sembrare che l'idea della morte e di cosa fare del nostro corpo sia distante anni luce dal loro modo, sia qualcosa in cui è meglio che scaramanticamente non parlare. Vi assicuro, per la nostra esperienza, che nel momento del colloquio con le famiglie per l'eventuale donazione, la voce e la personalità dei giovani della famiglia ha sempre portato un risultato positivo in termini di donazione. Vi ringrazio tantissimo di quello che avete fatto, state facendo e farete in seguito, perché anche grazie a voi che negli ultimi 5 anni la media dei donatori relativa all'ospedale San Bortolo di Vicenza è di circa 10 donatori multiorgano all'anno, con punte di 17 solo nel primo semestre di quest'anno. Questa settimana, a proposito, sono già stati 2 i donatori che abbiamo avuto a Vicenza. Tengo a sottolineare che anche negli anni bui della pandemia 2020-2021 la donazione d'organo è proseguita con 10 donatori all'anno, sia nel 2020 che nel 2021. Ricordo inoltre che la donazione, come sapete, non riguarda solo organi come fegato, cuore, reni, polmoni, pancreas, intestino, ma possono essere donate anche le cornee, la cute, i tessuti osteotendinei, vascolari, valvole cardiache. Tutti questi, a differenza degli organi, possono essere prelevati anche a persone decedute che arrivano purtroppo già cadaveri in ospedale. In tema di donazione di cornee, nella nostra US 8 in toto, quindi l'ospedale San Bortolo di Vicenza e l'ospedale Cazzamillan di Arzignano, sono state mediamente prelevati in questi anni circa 300 cornee. Da gennaio a luglio di quest'anno sono già 131 le cornee prelevate, che ci fa essere quindi fra le prime aziende ospedaliere di procuramento di cornee nel Veneto. Da circa 2 anni poi è iniziato anche il progetto di donazione di placenta da utilizzare per pazienti gravi o spionati, che riscontra un numero di circa 20 placente all'anno negli ultimi 2 anni. Di questo ringrazio non solo ovviamente le mamme, ma anche le parti investitrici di Vicenza nella figura delle ostetriche, che sono state molto sensibili all'argomento della donazione di placenta, portando quindi a coinvolgere nell'argomento un numero sempre maggiore di partorienti. Certo sono dei dati che dipendono da tanti fattori. Per la donazione degli organi, ad esempio, dal numero di pazienti gravi e cerebrolesi che vengono ricoverati in ospedale e che giungono poi a morte nonostante le cure apportate. È un numero però che può e deve essere aumentato, in virtù soprattutto del fatto che, contrariamente alla media nazionale, per quanto riguarda Vicenza, in quest'anno abbiamo avuto un lievissimo calo dei consensi e quindi un lievissimo aumento delle opposizioni, non tanto in vita ma soprattutto da parte dei familiari. È su questo quindi che l'opera dell'AIDA ha un compito fondamentale, ripeto, quello con l'informazione e la testimonianza di ridurre il più possibile il numero delle opposizioni,
permettendo quindi a tante persone con il sacrificio di altre di tornare ad assaporare i colori, i profumi, le difficoltà e le gioie quotidiane della vita unica e irripetibile. Auspico in futuro ancora una più stretta collaborazione fra il coordinamento ospedaliero trapianti e l'AIDO, in primis nella formazione esterna nelle comunità e, ritorno a dire, soprattutto nelle scuole. Gli anni passati sono stati difficili anche per l'informazione, per tutta la serie di limitazioni che il Covid ha portato con sé. Adesso queste limitazioni sono cessate, si spera, e auspico che negli incontri futuri possa esserci la presenza sinergica e collaborativa sia dei rappresentanti dell'AIDO che del coordinamento. Da parte nostra offro la massima collaborazione. Inoltre, dato che per motivi tecnici e burocratici non abbiamo ancora uno specifico sito all'interno del nostro ospedale da consultare e visitare per richiedere informazioni e notizie per avere dati sull'attività fatta, chiedo, se possibile, di poter utilizzare in piccola parte lo spazio all'interno della vostra rivista in cui elencare le attività svolte dal coordinamento ed eventualmente, se possibile, la possibilità di condividere il vostro sito web allo scopo di poter rispondere ad eventuali domande, richieste o osservazioni che le persone ritengono di doverci fare. A proposito di informazione, mi avvio alla conclusione, mi fa piacere informarvi che da circa un anno abbiamo steso un protocollo operativo per cui all'ospedale di Vicenza è stata data l'autorizzazione al prelievo di polmoni da paziente a cuore fermo. E qui permettetemi di ringraziare il dottor Feltrin, responsabile del CR di Veneto, che ci ha passo passo accompagnato nella stesura del protocollo e all'acquisizione quindi dell'autorizzazione. La donazione di polmone è la più difficile da portare a buon termine per l'estrema fragilità del tessuto polmonare che i pazienti ricoverati in rianimazione subisce un ulteriore danno legato in parte alle infezioni ospedaliere, in parte al decubito supino del paziente e alle modalità di ventilazione. La statistica nazionale per la donazione di polmone vede un leggero calo dei trapianti di polmone rispetto agli ultimi anni, 115 contro 153, dato risultato dal Centro Nazionale Trapianti. E ben al di sotto del numero di trapianti di fegato, circa 1370, di cuore, circa 250, e di reni, circa 2051. Il protocollo di donazione di polmoni da paziente a cuore fermo consente in sostanza nella possibilità, qualora il paziente in vita avesse espresso volontà alla donazione di organi o in alternativa, qualora la famiglia esprima la volontà alla donazione, di prelevare i polmoni del paziente che arriva all'ospedale in arresto cardiaco e ovviamente solo dopo che tutte le cure intensive non hanno dato la possibilità di poter recuperare il paziente. È un protocollo che prevede numerosi indicatori di eligibilità, quali l'età, il tempo di arresto e la comorbidità, ma che ha un limite molto importante. Per poter infatti utilizzare i polmoni a scopo di trapianto, l'intervallo fra il tempo in cui viene testimoniato a domicilio l'arresto cardiaco e il tempo in cui i polmoni devono essere espiantati non deve essere superiore ai 240 minuti, ossia 6 ore. È importante quindi, per ridurre i tempi, sapere il più presto possibile l'eventuale volontà alla donazione da parte del paziente in vita o dei suoi familiari. E questo si può fare sicuramente meglio in tempi brevi se le persone sono state prima informate sulla possibilità della donazione d'organo. La legislazione italiana in merito alla donazione è la più garantista e precisa di tutte per quanto riguarda sia la certificazione di morte sia per quanto riguarda il controllo dell'idoneità degli organi del donatore. A quest'ultimo proposito faccio notare come l'ottima funzionalità degli organi che vengono trapiantati, circa l'80% dei casi, a 5 anni sia praticamente tale per cui a 5 anni l'80% dei pazienti che hanno ricevuto appunto un organo hanno un organo che funziona ancora benissimo. E questo praticamente sono indici di assoluta e precisa attenzione non solo al fatto che il ricevente sia idoneo, ma soprattutto che la qualità e la funzionalità degli organi dati sia ottimale. Dietro ad ogni singola donazione c'è il lavoro in media di una cinquantina di persone, fra infermieri, anestesisti, chirurghi, laboratoristi, medici forensi, personale del NIT, del centro regionale e del centro nazionale trapianti, ma anche di operatori della rianimazione, della sala operatoria e anche di autisti di ambulanze che trasportano prelievi ed organi. Tutti lavorano in sinergia con competenza e professionalità. Concludo quindi ringraziandovi ancora del vostro invito, della vostra presenza e del vostro prezioso supporto, che consente di poter garantire a tante persone, famiglie, di pazienti in lista di attesa per un trapianto, di avere un futuro più sereno, gioioso, ricco di esperienze nuove come solo la donazione di organi, tessuti e corni può dare. Grazie.
ringrazio il dottor Marcanti per il suo intervento e di fatto